Salve a tutti, benvenuti a questa nuova chiacchierata sulla ortografia napoletana. Oggi vi voglio parlare di due lettere, la S e la C, quando insieme danno un altro suono, il famoso suono sh, come in scemo, scendere. Due lettere insieme si chiama digramma, digramma significa appunto due lettere in greco e in italiano stranamente non abbiamo un suono, una lettera, una sola lettera per il suono sh, dobbiamo per forza usarne due. Quando però la S e la C si trovano dietro, dopo la S e la C c'è una vocale, la A, la O, la U e la H, diventa un suono duro, si dice che è un suono duro, mentre invece se abbiamo la I e la E si chiama suono dolce o sonoro. Ma che cosa succede? Che SC dolce diventa scemo, scendere, SC dura diventa invece scarpa, scorpione, scuola e queste cose qua. In napoletano questo meccanismo è un po' curioso perché non abbiamo soltanto due, ne abbiamo diverse, vediamole insieme. La prima è quella dolce che è uguale come la I e la E. La I potrebbe essere scigna, con la E potrebbe essere scenner, per cui è uguale la I dolce. Con la dura combinazione SC non l'abbiamo. Questa è una cosa particolare, non l'abbiamo. Mentre invece abbiamo la dolce, la usiamo senza C. Mi spiego meglio, mi spiego meglio. Quando abbiamo parole che dopo la S, ecco qua, solo la S abbiamo la B, la F, la G, la M, la P, la Q e la V, abbiamo sballato in italiano, sballato, sfottere, sgamato, sporco, squagliare, svuotare. Ecco in napoletano che la S diventa sh, per cui diventa sballata, sfottere, sgamà, sporc, squaglià, svacantà. Per cui questa C, il suono dolce però è senza la C, soltanto con la S. Poi abbiamo un suono doppio, una sci doppia, nel senso che è sia dolce, sia dolce che dura. Abbiamo tutte e due. Infatti dopo la A, la O, la U e la H noi abbiamo questo doppio suono. Infatti scarpa, noi diciamo shk, scarpa, scola, scuorno, schiattà. Questa qua dà adita a molte filosofie, molte libertà ortografiche, ognuno ci mette quello che vuole, qualcuno ci mette la K, qualcuno ci mette la H, ognuno ci fa qualche cosa. Tutti gli studiosi purtroppo, cioè, nel corso della storia, tutti gli scrittori che hanno scritto in napoletano hanno continuato a mettere soltanto SC, per cui si scrive scarpa, ma si legge scarpa in napoletano. Poi abbiamo un altro suono, sh, che però è dolce, è delicato, infatti SC delicato, e che l'abbiamo quando diciamo le parole tipo sciore, vedete, non dico sciore, dico sciore, sciore, non dico ciore con la C, non dico sh come scendere, dico sciore, sciato, fiore, fiato, scioscia, soffia, shank, fianco, per cui c'è quest'altro suono che in italiano non c'è. Giambattista Basile nel 600, Giulio Cesare Cortese, Nicola Stigliola, tutti questi scrittori del 600 ci mettevano la S con la H, dopo la S ci mettevano la H, scrivevano così, S-H-I-ore, ecco qua, scrivevano sciore in questa maniera per differenziarla, mentre invece diciamo col tempo, dall'800 in poi con la canzone classica napoletana, si è invece continuata a scrivere sciore, per cui lo stesso SC, iore, sciore. Ultimamente ci sono diversi studiosi che stanno cercando di risolvere questo problema. Perché utilizzare per forza SC? Potremmo utilizzare benissimo una consonante nuova
si sta iniziando a pensare a utilizzare queste due lettere, la S con una piccola V sopra e la S con un accento acuto, che questa indica la S, la SH, per cui scrivere la parola scarpa, se la diciamo in italiano va bene così, scarpa. Se invece vogliamo dire in napoletano scarpa, questa qua ci mettiamo questa V sopra. Però è una proposta che è molto interessante dei nuovi linguisti, dei nuovi studiosi. Mentre invece quest'altra sarebbe quello, il suono più dolce come sciore, invece sciore mettiamo S, che significa no, sciore, e poi sciore, diciamo, è una proposta dei nuovi linguisti, poi quando si farà l'accademia poi ci sarà da mettersi d'accordo, però almeno c'è qualcuno che si dà da fare per cercare di dare una parvenza, anche perché poi ricordiamo che ci sono delle problematiche che la lingua italiana non ha, diciamo, non ha preso in considerazione. Poteva benissimo evitare di mettere tutti questi digrammi, gn, per esempio, gn. Noi non abbiamo soltanto una lettera soltanto che indichi gn, dobbiamo per forza mettere gn, castagna, la gl, meglio, siamo costretti a mettere la gl, mentre invece potremmo avere quando si mettono d'accordo, noi siamo qua. L'importante è sapere che in linea di massima continuate a scrivere come in italiano le famose parole, questa doppia che è quella che più mette casino, e sciore, basta. Si scrive sia sciore, sia sc per sciore, sia per sballata, sballato si scrive sballato normalmente, però si pronuncia sballata, e scarpa si scrive scarpa, ma si legge scarpa, per cui non c'è da fare mm, molti arzigogolini, va bene? Spero di essere stato chiaro e qualsiasi cosa contattatemi. Buone cose, arrivederci, ciao.